La mostra di Carlo Bonfà si chiama Campo Minato e abbiamo allestito una sorta di campo minato, un campo di guerra pop, poi entrerò nei dettagli, all'interno di questo fortino che vi accoglie con un allestimento un po' inusuale per una mostra d'arte. Ma prima di parlare della mostra di Carlo, una breve premessa doverosa, perché noi dall'inizio dell'anno abbiamo cambiato pelle in qualche modo. Dall'inizio dell'anno abbiamo deciso di promuovere soprattutto, o direi solo, progetti che siano a forte responsabilità sociale, dove il tema etico che sviluppa l'artista con il nostro staff è preponderante per la mostra. È una scelta culturale alla quale diciamo che abbiamo sposato come staff con un grande entusiasmo, perché tutto il nostro gruppo si è dato da fare tantissimo dall'inizio per portare avanti queste iniziative con molta passione. Ma gli artisti che hanno letto il nostro manifesto etico e hanno deciso di aderire l'hanno fatto con ancora più entusiasmo, e i progetti che abbiamo fatto sono stati tutti molto importanti e hanno avuto successo e si stanno già diffondendo. Il primo che abbiamo prodotto qui, se qualcuno di voi era venuto, vi ricordate che c'era un enorme murales di cartone appeso alla parete, un polipo, e è già stato chiesto una mostra di questo artista in uno spazio pubblico, in una città amica, vicina, dove viene Carlo, la città di Mantova, che a Palazzo della Ragione ospiterà una mostra personale dell'artista e che realizzerà un murales di cartone ancora più grande, ma potrà farlo all'interno perché Palazzo della Ragione è un unico stanzone di 1000 metri quadri, alto 13, che può ospitare tranquillamente un'opera di grandi altezze. Ma poi il progetto di Franco Mazzucchelli, che qualcuno forse avrà sentito parlare il 1° aprile, sembrava uno scherzo, abbiamo fatto navigare sull'Adige 3 sculture gonfiabili per attirare l'attenzione del pubblico, dell'opinione pubblica sul tema dell'inquinamento dei fiumi. È un'utopia pensare che avremo tutti i fiumi della terra disinquinati, però è anche una gioia immensa pensare che un giorno sia possibile ottenere un risultato del genere. Tutte le grandi città, la maggior parte, sono nate in riva a un fiume o vicino al mare, ma le grandi civiltà del passato pure, no? Dalla Mesopotamia all'Egitto del Nilo, si sono sviluppate lì. Immaginatevi che bello se i fiumi tornassero ad essere delle oasi naturali che scorrono all'interno delle città. Portiamo avanti progetti di questo genere. Lo facciamo però con una struttura ben precisa, con un piano strategico e un'attività ben precisa. Abbiamo scritto un manifesto etico e questo manifesto etico racconta tutta la cultura aziendale che sta dietro a questa idea. Il manifesto etico è il punto attorno al quale troviamo condivisione, cioè l'abbiamo prima condiviso all'interno della società, dell'azienda, poi condiviso con tutti gli artisti che hanno deciso di partecipare e in qualche maniera piace, lo condividono anche i collezionisti che ci seguono in questi progetti. Il manifesto dell'arte etica è però, come dire, un punto di riferimento per il progetto che cresce, ma poi con ogni artista scegliamo un tema che sia a lui caro, che sia fortemente in linea con le opere che produce e che in qualche modo possa essere reso pubblico e diventi una linea di pensiero che attraverso la nostra attività espositiva serva per lanciare un messaggio di cambiamento. Diciamo che sotto a questa idea c'è forse la pazzia, ma una simpatica, una lucida follia di voler cambiare il mondo con l'arte e la cultura. Non ci aspettiamo di rivoluzionarlo, però anche piccoli cambiamenti per noi sono già un grande successo. E questi cambiamenti li vogliamo fare con gli artisti e con tutte le persone che piano piano vengono coinvolte in queste cose. Il progetto di Carlo Bonfà, Campo Minato, tratta di un tema scottante d'attualità. Parliamo delle guerre, ma lo parliamo come farebbe l'arte contemporanea. Dapprima con una grande ironia, perché è vero, abbiamo allestito un fortino con del vero filo spinato e abbiamo accolto con un filo spinato fuori dalla porta, però poi all'interno il campo minato allestito non è certo minaccioso come un campo minato vero, un po' perché il campo minato vero è subdolo, si nasconde. Però qui abbiamo voluto allegoricamente rappresentare una minaccia che ci attacca dall'alto con un tetto di frecce combattenti che vi accolgono all'interno della costruzione e a terra una scacchiera
che in parte è specchiante, riflettente, riflette le immagini degli attacchi dall'alto e anche noi stessi, noi esseri umani, ci possiamo rispecchiare in questa guerra simbolica, e poi un fondo nero che è il colore che rappresenta un po' la paura, il terrore e la distruzione che le guerre portano. Ma la mostra però promuove un messaggio positivo. Il messaggio positivo, sinteticamente, è quello di pensare che un giorno si possa giungere all'abolizione delle guerre. Altra utopia, altra cosa forse folle, che però ha trovato l'immediata partnership di Emergency, perché Gino Strada promuove la stessa idea attraverso i premi che gli sono stati conferiti e nelle occasioni di dibattito pubblico sta portando avanti questa idea e questo progetto. Anche lui consapevole che dietro a questa idea ci sia un'utopia, e quando ne parla racconta dell'utopia della schiavitù, che sembrava impossibile debellare perché per migliaia di anni l'umanità è andata avanti e progredita anche l'economia grazie alla schiavitù, eppure adesso la schiavitù è illegale e non ci sono paesi dove non sia illegale dal punto di vista legislativo. Poi lo sappiamo che ci sono, come dire, situazioni di discriminazione, di sfruttamento anche peggiori, però per legge non sono più possibili. Quindi immaginare che un giorno si aboliscano le guerre non è un'utopia da essere così disperata da non valere la pena di essere perseguita. L'idea è questa, e l'idea viene rappresentata dai lavori di Carlo Bonfà. Devo dire che i cognomi sono tanti, Carlo, stasera non sei l'unico, ed è portata avanti, dicevo prima, con l'ironia tipica dell'arte contemporanea, esorcizzando il tema della guerra. Vedrete tanti colori, vedrete delle maschere guerriere che si ispirano un po' all'Africa, un po' all'antica civiltà dei Maya, vedrete le frecce dei combattenti che sono state poste in un allestimento molto grande, scenografico, anche se poi sono opere singole o a piccole installazioni. Vedrete le trappole, che sono opere degli anni '80, quindi vediamo una panoramica anche di oltre 30 anni del lavoro di Carlo, che rappresentano invece delle armi, delle specie di macchine da guerra che hanno una bellissima caratteristica: sono inutili, totalmente inutili, non servono per fare disastri, però ci ricordano come i quadri che rappresentano queste stesse macchine in 2 dimensioni, e come alcune riflessioni di alcuni altri quadri che sono in fondo a sinistra, più colorati, e come poi tutti i veicoli, carro armati bianchi e colorati che ci sono esposti là in fondo, ci ricordano che se tutte le macchine da guerra, dalle armi ai carri armati agli aerei, fossero come queste, cioè non solo inutili ma apprezzate solo per la loro estetica, per la loro bellezza, l'unica funzionalità che avessero fosse quella, non avremmo più problemi di distruzione, o almeno non così potenti come le guerre. E quindi nel manifesto che abbiamo scritto con Carlo abbiamo preso spunto dalla famosissima frase che Dostoevskij ha inserito in uno dei suoi romanzi, "La bellezza salverà il mondo", per immaginarci che le opere d'arte, le armi, diventino interessanti solo per la loro bellezza e non per la loro funzionalità distruttiva. Quindi il racconto che sta dietro a questa mostra è questo. Lasciatevi ispirare in modo giocoso, la minaccia è finta, però tutti siamo consapevoli che qui possiamo godere di una minaccia finta e di uno spazio che ha una sua spettacolarità, che è ironico e, se vogliamo, poi è anche piacevole, non è così minaccioso. Però la guerra esiste, e se noi in qualche maniera possiamo dare un piccolo contributo di pensiero per portare avanti questa idea, questo progetto, lo possiamo fare. Noi nella partnership con Emergency abbiamo deciso volontariamente che il ricavato delle opere vendute durante la mostra darà un 10% di quel ricavato sarà devoluto ad Emergency. Lo dobbiamo dichiarare per accordo, perché Emergency, quando fa un accordo, vuole che sia esplicitato come questo accordo viene portato avanti. Per noi è stata una scelta personale, non è una scelta in cui coinvolgiamo i collezionisti o le persone interessate. Però è un piccolo modo che abbiamo per contribuire anche tangibilmente al perseguimento di quell'obiettivo. Ma in realtà, siccome noi non siamo né degli attivisti né promuoviamo ideologie, ma l'unica cosa che promuoviamo è pensiero, attraverso l'arte contemporanea speriamo di contaminarvi
con un pensiero positivo, e ciascuno di voi possa, nell'occasione che avrà, anche una sola fosse nella vita, di parlare di abolizione delle guerre, in modo che questa idea piano piano si propaghi e questa propagazione diventi via via inarrestabile. Magari non sarà domani, magari non sarà fra un mese, fra un anno, fra 10 anni, non sappiamo, ma se anche fosse fra 100 anni avrebbe comunque valso la pena intraprendere questa battaglia fin da oggi. Un altro po' di brevi ringraziamenti e poi giusto 2 paroline per dire che l'artista non deve parlare, giusto? Un ringraziamento speciale al grande assente, che verrà probabilmente più tardi, che è Sandro Orlandi Stago, il curatore della mostra, la persona che ha portato avanti con noi ed è diciamo l'ideatore culturale dei progetti etici e dell'idea di portare avanti mostre solo con questo intento e tutto lo staff che mi segue e mi aiuta da sempre in questi progetti, quindi Marta, Michela, Elena e da poco Nico che si è aggiunto allo staff. Dovrei ringraziare anche Costanza, ma Costanza lavora dalla Toscana, non c'è questa sera, quindi forse è presente. Ecco, abbiamo parlato di come coinvolgere lo staff, come coinvolgere gli artisti, manca di capire com'è che si coinvolge il pubblico dei collezionisti, degli appassionati. Per dare un segno tangibile a questo nuovo modo di interpretare e di promuovere l'arte, abbiamo anche voluto costruire diciamo un oggetto da poter condividere insieme. E abbiamo ideato e costruito il passaporto culturale. C'è qualcuno che me ne porta uno, per favore? Il passaporto culturale è un oggettino che assomiglia veramente ad un passaporto e diciamo, non è che abbia importanza in sé se non per l'idea di coesione che rappresenta, perché grazie mille Michele, non ha importanza. Allora, il passaporto culturale porta in dicitura per prima cosa che riguarda la divisione di arte a responsabilità sociale, social responsible art. Ma sotto la parola passaporto culturale c'è la parolina Art Angel. Art Angel l'abbiamo, se vogliamo, mutuata dall'economia, dalla finanza, no? Nell'economia e nella finanza avrete sentito parlare di business angel. I business angel sono le persone che hanno capitali da investire, tipo venture capital, e li impiegano per finanziare le aziende start-up, le aziende che hanno nuove idee, le aziende che attraverso i loro prodotti vogliono cambiare il mondo. Questi finanziatori normalmente finanziano più società con l'idea poi di trovare quella giusta che renderà loro un ritorno economico importante dagli investimenti fatti, però sono spesso motivati dall'idea, dal concetto che viene sviluppato dalla società, non è una mera analisi del business plan, perché poi ogni business plan è teorico. L'idea, lo staff, il modo di portarla avanti diventa cruciale per ottenere il finanziamento. Ecco, le persone che invece aderiranno ai nostri progetti decideranno di, acquistando un'opera, finanziare la continua promozione dell'evento, perché come dicevo prima questi eventi verranno riproposti in altre sedi, molto probabilmente lo rifaremo a Milano o forse lo rifaremo a Prato o in altri posti, e comunque gli artisti li portiamo a esporre in tutto il mondo. In questo momento Carlo espone a Pechino nella Biennale Italia-Cina, il suo politico è stato scelto nella presa video che hanno mandato nel telegiornale della sera, e vi immaginate il telegiornale di una TV nazionale a Pechino è visto da centinaia di milioni di persone per via di numeri, sia nella parte di apertura sia nella parte di chiusura la sua opera campeggia in primo piano. Quindi chiunque di voi dirà sì, mi piace questa idea, mi interessa, mi piacciono le opere, partecipo anch'io, acquisendo un'opera avrà diritto immediatamente ad avere il passaporto culturale. Il passaporto culturale ha all'interno delle pagine che si chiamano progetti culturali che conterranno i visti. Quando andate all'estero col passaporto spesso capita che dovete mettere un visto per raggiungere un paese. Ecco, se diventate promotori, sostenitori di uno qualunque dei progetti culturali a sfondo etico che portiamo avanti, avrete il visto relativo, un'etichetta speciale con un timbro speciale che sancisce la vostra partecipazione a quel progetto. In qualche modo un riconoscimento che come
come dire, per noi è prezioso per tutta l'attività che svolgiamo. Un piccolo appunto: molti di voi magari si avvicinano per la prima volta a questo mondo, alcuni invece lo conoscono da tempo. Sapete, l'arte contemporanea lavora attorno a un sistema di mercato molto consolidato. Io sono stato recentemente alla Fiera di Basilea. La Fiera di Basilea è la più importante fiera dell'arte del mondo. Lì si vedono le più importanti gallerie, i più importanti artisti. Nel piano basso, pensate, è quasi meglio che andare a vedere un museo d'arte contemporanea, moderna e contemporanea. Ci vedete dei Picasso, dei Kandinsky, degli Andy Warhol, ci sono opere straordinarie. Nella parte sopra è la parte cosiddetta emergente, in qualche modo insomma si presentano le cose più contemporanee, ma ci sono anche lì artisti importantissimi. Per esempio c'erano 3 o 4 opere di Ai Weiwei, che è un artista cinese famoso, che anche se non conoscete, tutti in qualche modo conoscete, perché è quello che ha realizzato lo stadio Nido di Rondine delle Olimpiadi di Pechino del 2008, e quello più o meno l'ha visto tutti. Però è stato anche in carcere 3 mesi perché la sua attività artistica è fortemente etico, fortemente attento ai problemi di responsabilità sociale e a volte è scomodo, e il governo cinese l'ha messo in carcere per un po' di tempo. Adesso è uscito, ha avuto il passaporto dopo 4 anni e in questo momento vive e lavora principalmente a Pechino. Ecco, nel piano sopra, dicevo, io erano 5 anni che non andavo alla fiera, dopo 5 anni non ho visto praticamente niente di diverso. Sì, è vero, c'erano altri artisti, altre gallerie, però l'impressione era quasi uguale. Che cosa significa? Significa che il mercato dell'arte, per come è stato strutturato, funziona benissimo, altrimenti qualcosa sarebbe cambiato. È potente, girano attorno grossi interessi economici. Però, per quanto riguarda per esempio le opere di Ai Weiwei, quelle 2 o 3 che ho visto, non si capiva perché sono state fatte, che cosa c'era di etico e di importante dietro. L'unica cosa che veniva da chiedere al gallerista è: scusi, quanto costa? Il mercato dell'arte, purtroppo, per fortuna, perché comunque funziona bene, oggi conta su 2 aspetti soprattutto. Il primo aspetto è quello estetico, ed è giusto che sia così perché parliamo di arte visiva. Quindi qualunque tipo di opera, di installazione, di scultura, di dipinto, di collage che si faccia, non deve prescindere dall'aspetto estetico, perché se no, che ne so, faremo musica piuttosto che cinematografia, scrittura o altre cose. Quindi l'estetica ha una valenza molto importante. La seconda cosa che emerge nei mercati e nell'arte è l'aspetto economico. Chiunque abbia, diciamo, acquistato un quadro in passato o abbia intenzione di farlo o lo farà nel futuro, l'idea di sapere quanto vale, quanto varrà, gli gira per la testa, anche se non è un esperto. E in quel contesto questo aspetto viene fortemente enfatizzato. Purtroppo ci si dimentica di un aspetto importantissimo, che invece è quello del contenuto. Molti artisti, non dico tutti, ma molti, forse la maggior parte, lavora per quello, dedica una vita, magari una vita di fatiche, di difficoltà, proprio all'idea di portare avanti un proprio tema etico. Ecco, noi è su quello che lavoriamo. Noi vogliamo estrapolare, tirare fuori quel genio umano che ciascun artista mette a disposizione di tutti noi, perché gli artisti spesso sono persone che noi magari consideriamo un po' degli sbandati, dei nulla facenti, no? Persone che sarebbe meglio che andassero a lavorare, intraprendere, ma a volte mia mamma me lo dice, lavori con... Però in realtà sono persone che, a differenza di tanti di noi, hanno il tempo di pensare più di noi, e per fortuna ce lo pensano per noi a volte e ci aiutano a riflettere su temi che ci sfuggono perché presi dalla quotidianità. C'è una frase che abbiamo messo nel manifesto etico, che è una frase di Picasso molto interessante, tra poco chiudo, che non riuscirò mai a leggere perché purtroppo senza occhiali non ce la faccio, ma più o meno dice che l'arte contemporanea ha lo straordinario potere di scuotere dalla coscienza la polvere che si accumula nella vita di tutti i giorni. Ecco, noi accumuliamo la polvere, ogni tanto gli artisti ci danno una mano a dare una spolverata. Quindi su questo punto, sul tema etico, noi vogliamo creare valore. L'arte contemporanea ha un terzo valore, non solo quello estetico, non solo quello economico, ma anche quello etico. E su quello etico noi facciamo il grande lavoro. Su questo ci impegniamo e su questo cerchiamo di catalizzare l'attenzione di tutti.